C'è chi affronta il passato e chi ritrova vecchi amori, chi porta lo scudetto sul petto e chi sogna di cucirselo addosso. C'è la prima donna capace di conquistare la panchina d'oro nel futsal e ci sono diverse stelle pronte a dare spettacolo. Insomma, tantissima carne al fuoco in questa domenica di carnevale. Appassionati di futsal, benvenuti a Piano Romano. Questo è il Palapertini, questa è Roma Falconara, big match della 17ª giornata della Serie A Tesis. L'inno della Roma in sottofondo. Noi andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori con i quintetti di partenza. Women Roma con Sestari tra i pali, in mezzo al campo Tampa, Narcisi, Bertè e Vanelli, a disposizione di Seli Gaiardo anche Neroni, Ceccobelli, Praticò, Lucentini, Masini, Simongini e Farinelli. Fuori una delle ex di questo match, si tratta di Cortés, che ha avuto la rottura del crociato, stagione finita per lei. Risponde l'Ocasa Falconara con Carturan tra i pali, in mezzo al campo Isa Pereira, Elpidio, Balardin e Colucci. A disposizione della panchina d'oro Giulia Domenichetti. C'è anche Scoponi, Condò, Gregori, Lot, Ferrara, Pesaresi e Bordacchini. Ferrara indistinta ma infortunata, come lei starà fuori anche Taina. A dirigere l'incontro Andrea Barilla di Cinisello Balsamo e Paolo Lorenzo Galanti della sezione di Pescara. Al cronometro Sonia Capraro di Roma 2. Si fanno sentire i tifosi del Falconara, che sono giunti numerosi qui a Fiano Romano per sostenere le proprie ragazze. Bella sfida anche in tribuna. Due tifoserie molto calde. Si caricano intanto le squadre che si stanno per disporre sul rettangolo di gioco. Colucci si coccola il pallone, lo posiziona sul dischetto del centrocampo. Sarà lei a dare il via a questo match, Carola Colucci. 11 gol in campionato, terza miglior realizzatrice per il Falconara. Si comincia, primo possesso per la squadra ospite che manovra da dietro, pallone sulla destra per Balardin, poi lancio in profondità a cercare Isa Pereira, duello con Narcisi che chiude in calcio d'angolo. Prova a partire forte la squadra marchigiana, la squadra che ha vinto l'ultimo scudetto. Balardin in mezzo, conclusione respinta da Vanelli in scivolata. Resta in avanti l'Ocasa Falconara. Balardin sul punto di battuta, la numero 7 in mezzo, conclusione, deviazione, secondo tentativo, palla fuori. Che partenza del Falconara. Sestari, Narcisi prova a orchestrare la Roma con Vanelli che ricomincia da Tampa, profondità, Narcisi, spalle alla porta, ricomincia da dietro, Bertè, Vanelli, aggressivo il Falconara, Bertè prova la giocata con l'esterno, recupera Colucci, si ricomincia da dietro, Isa Pereira, Colucci, Pereira, con personalità la squadra di Domenichetti, premiata come detto con la panchina d'oro il 2 febbraio a Coverciano. Bertè fa buona guardia favorendo l'uscita di Sestari. A proposito di ex, si va da Tampa che ha tanto spazio, vuole mettere in mezzo, grande chiusura
provvidenziale di Isa Pereira. Ha rischiato qui il Falconara, un po' scoperto, se l'è cavata sull'iniziativa di Tampa sulla destra. Rimessa dal fondo, andrà Carturan. Sfida anche tra portieri della nazionale italiana. Sestari contro Carturan. Manovra il Falconara con Isa Pereira, Balardin, Elpidio esterno in avanti, colpisce male. Rimessa Roma, Vanelli. Sestari con i piedi, avanza il numero 1. Sestari senza paura, poi allarga sulla sinistra. Tampa, di nuovo Sestari, la tiene, poi il lancio in profondità, testa di Vanelli, presa di Carturan che rimette in gioco il pallone velocemente. Allora Colucci con il mancino sull'esterno della rete, il tentativo della numero 3. Nessun problema per Sestari che ha già fatto ripartire la Roma. Bertè, Vanelli si gira e punta. Vanelli allarga sulla destra, tappa, calcia, Carturan la tiene. Isa Pereira. Se ne sono andati i primi 2 minuti, 0-0 al Palapertini in questa 17ª giornata, la sesta di ritorno. All'andata il successo della Roma per 3-1 con la doppietta decisiva della ex Praticò, al momento in panchina. Di Bertè l'altra rete della Roma per il Falconara. In gol Colucci. Bertè sul punto di battuta per questa rimessa laterale. Cercata e trovata Tampa, di nuovo Bertè, partita Narcisi, cercata anche lei. Carturan la legge alla grande, poi il 5 con Narcisi. Sta provando a salire di intensità la Roma. Vanelli, Bertè con il destro, sbatte su Elpidio, rimessa laterale, battuta Tampa, Carturan a dire di no, poi Vanelli rischia sulla pressione di Colucci. Sestari, Tampa, Vanelli la tiene. Vanelli ondeggia, va a sinistra da Narcisi. Tampa supera il centrocampo. Tampa, pallone illuminante per Vanelli. Carturan in uscita, chiude lo specchio, mettendo in calcio d'angolo. Illumina Tampa, poi ci pensa Carturan a murare su Vanelli. Occasione Roma dopo 2,40, ma si resta sullo 0-0. Bertè per questo calcio d'angolo. Sta crescendo la Roma, tocco indietro, Tampa, controllo destro masticato, controlla Carturan, nessun problema per la numero 77 che rimette in gioco il pallone con le mani. Isa Pereira, Elpidio, pressata, sfortunata nel rimpallo. Tampa per Bertè, batte male, controfallo, possesso Falconara. Cantano i tifosi marchigiani, come detto sono in tanti qui a Fiano Romano per sostenere l'Ocasa Falconara, quarto in classifica, reduce dal 5-2 contro il Montesilvano. Adesso Vanelli recupera, Balardin in fallo laterale. Balardin che ha già giocato qui a Fiano Romano in questa stagione, ma con la maglia del Tiki-Taka alla prima giornata. Successo per 2-1 della Roma, con la doppietta di Tampa a inaugurare la prima storica gara delle giallorosse in Serie A. Isa Pereira, Lot, Elpidio. Balardin aggredita, torna da Elpidio, lancio lungo, calibrato male, nessun problema per la Roma che, come detto, sta prendendo in mano il pallino del gioco. Sestari, Bertè, Ceccobelli, il capitano, ricomincia da Bertè. Tampa pensa al lancio, cercato, trovato, a terra Praticò, contatto con Balardin, non c'è nulla per il direttore di gara che adesso si va a fare una chiacchierata con la panchina ospite.
3:36 sul cronometro del primo tempo, 0-0 qui a Fiano Romano al Palapertini. Possesso Falconara con Isa Pereira. Lot, di nuovo la portoghese che imposta. Lancio lungo, capisce Praticò che poi mette in calcio d'angolo. Un po' spaventata da questo pallone la numero 10 che non ha voluto rischiare. Calcio d'angolo Falconara. Pronta Balardin. Tocco all'indietro, conclusione in due tempi, blocca Sestari sul destro di Isa Pereira, prova a ripartire Bertè che però controlla male e allora possesso Falconara con Lot che andrà a battere. Pronta l'olandese, la prima olandese nella storia del Falconara, tocco per Isa Pereira, rendimento straordinario per la 16, adesso giocata di Elpidio che calcia, Sestari in angolo. La qualità di Elpidio, 22 gol in campionato, secondo posto nella classifica dei Bomber. Elpidio scucchiaia, Balardin controlla, lo fa male, rischia, bruciata da Bertè che a sua volta viene bruciata da Isa Pereira. Stagione straordinaria per la 16, ancora ignorata però dalla sua nazionale. Eccola Pereira sulla destra, Elpidio, difettoso il controllo, rimessa Roma. Ritmi alti, quinto del primo tempo, 0-0. Ceccobelli, Vanelli, Ceccobelli aggredita, Tampa sulla destra, aggredita anche lei, cerca la giocata, poi Vanelli l'aiuta, scucchiaia, testa di Elpidio, Lot all'indietro, Pereira imposta, aggredita senza paura la 16, poi gran pallone per Balardin che calcia, trova la presa di Sestari, si sposta la porta e allora gioco fermo. È tornato il Falconara che era partito bene, poi è cresciuta la Roma, adesso di nuovo Ocasa Falconara, insidioso dalle parti di Sestari. Pallone restituito alla squadra di Seli Gagliardo, sfida tra donne in panchina in questa domenica di carnevale. Sestari lungo, lascia passare Pereira e allora si va da Carturan che ha già servito Elpidio, la chiama Pereira, capisce Praticò che poi allarga sulla destra, Tampa contro Lot, passa Tampa, Tampa sfida anche Pereira, Tampa, Pereira monumentale in scivolata. Rimessa laterale, Tampa all'indietro, Praticò, controllo, destro preparato, tentato Pereira e poi Lot in fallo laterale. Resta avanti la Roma, 5:32 sul cronometro, sempre 0-0 in questo big match tra la Roma seconda e il Falconara quarto. 11 punti di distacco tra queste due squadre. Tampa a cercare Vanelli che controlla, calcia con il mancino, esterno della rete, nessun problema per Carturan che farà parte del raduno di Roma che partirà domani, il primo raduno della nazionale italiana del 2026. Avrebbe partecipato anche Ferrara se non fosse infortunata. Dall'altra parte 5 giallorosse con la maglia azzurra. Ne parleremo tra poco, prima seguiamo questa azione con Ceccobelli, la chiama Bertè, si va da Vanelli, si ricomincia da Sestari che guadagna metri, Sestari ancora la numero 1, lancio nel vuoto, rimessa dal fondo, dicevamo delle 5 giallorosse convocate da Francesca Salvatore, Sestari e Bertè, non è una novità, c'è il ritorno di Praticò e c'è la prima chiamata assoluta per Ceccobelli e Neroni a dimostrare il grande cammino della Roma in campionato finora. Eccola Neroni che recupera il pallone, si distende la Roma, tocco per Vanelli, indovinate chi arriva,
Pereira in scivolata a chiudere tutto, rimessa giallorossa al 7° del primo tempo. Bertè, Vanelli pensa al mancino, lo prova, chiede una deviazione, viene accontentata dal direttore di gara e allora insiste la Roma con Bertè per questo calcio d'angolo. All'indietro Vanelli, mancino lontanissimo dai pali. Carturan, Isa Pereira, Elpidio, Ballardin, possesso Roma. Neroni fischia il direttore di gara. Richiamo per Elpidio da parte del direttore di gara. Rimessa che verrà ribattuta questa volta da Vanelli. Vanelli in avanti per Neroni. Duello con Condò che tocca per ultima. Rimessa Roma. Neroni all'indietro per Bertè che va a sinistra da Vanelli. Duello con Elpidio che tocca. Ancora Roma, ancora rimessa laterale. Partita intensa. Narcisi lascia a Vanelli. Vanelli forte sull'esterno della rete con deviazione e allora calcio d'angolo per le giallorosse. Bertè, Narcisi all'indietro, Vanelli, la numero 12 cerca Neroni, rimessa Falconara, di nuovo in campo Lot al posto di Ballardin. Isa Pereira va dall'olandese, di nuovo la portoghese, poi Elpidio con l'esterno per Lot, chiusa da Bertè. Neroni, Elpidio recupera e riparte, doppio passo, accelerazione, Elpidio verso la porta da posizione defilata, palla fuori. Sestari con le mani. Narcisi, Bertè, Narcisi, Tampa, Narcisi non può nulla, ringrazia la compagna, la presa di Carturan. Condò, Elpidio, Condò, Lot, ha un po' di spazio e allora ragiona, la chiama Elpidio, servita adesso, rimessa a Roma sul controllo difettoso della numero 11 di Giulia Domenichetti, che lo scorso anno ha trascinato il Falconara sul tetto d'Italia da sfavorito. Grande impresa delle marchigiane che prima hanno eliminato il Bitonto in semifinale e poi sempre da sfavorite hanno battuto anche il Pescara in una finale pazza con Sestari grande protagonista con una doppietta. Sestari che poi in estate è passata alla Roma, l'ambiziosa Roma di Seli Gagliardo, che adesso si prende un calcio di punizione. Primo fallo dell'incontro, la scorrettezza di Isa Pereira dopo 8 primi e 7 secondi. Frastuono incredibile al Palapertini, tifoserie scatenate, grande cornice di pubblico per questo big match. Punizione interessante perché Tampa da lì può fare male. Carturan lo sa e sistema il muro difensivo. Tampa con il destro, palla fuori. (18 gol in campionato per Tampa, che ha vinto il mondiale nelle Filippine con il suo Brasile, il primo storico mondiale. Dominio verde-oro senza storia, lo strapotere del Brasile durante il corso di tutta la manifestazione.
Adesso Balardin in avanti, pallone interessante, Sestari in fallo laterale, anticipando Isa Pereira. Prova a riaffacciarsi davanti la squadra ospite quando mancano 11 primi, 29 secondi all'intervallo di una gara ancora inchiodata sullo 0-0. Isa Pereira potrebbe andare da Balardin, mette in mezzo invece, pallone che passa, si lamenta, non è soddisfatta Giulia Domenichetti, rimessa Roma con Vanelli, Tampa, Bertè in avanti, Praticò spalla alla porta, una delle ex Silvia Praticò, adesso Tampa, una delle stelle, poi Bertè riceve, mette in mezzo, Lot chiude e poi allontana, spazzando via la minaccia. Costretta a ripartire da dietro la squadra di Seli Gagliardo. Vanelli riceve Cecobelli, Vanelli, Tampa aggredita, Tampa, duello tra 5, tocca Condò, possesso ancora giallo-rosso quando ci avviciniamo alla metà del primo tempo. Tampa scucchiaia, gran palla per Vanelli, esce Carturan che alla fine blocca il pallone e rimedia Balardin dall'altra parte, controllo difettoso, finisce il campo, possesso Roma. Ha rischiato prima il Falconara, poi ha cercato la ripartenza Locasa Falconara, controllo non perfetto di Balardin, rimessa Roma, battuta adesso Tampa, Narcisi, Cecobelli aggredita da Balardin, poi ultimo tocco di Narcisi, efficace la pressione del Falconara, rimessa per le marchigiane. Prima il time out chiesto da Giulia Domenichetti a 10:33 dall'intervallo sul punteggio di 0-0. Non c'hai manco, no, le cuffie non ce le hai. Venerdì stai alla Dispoli di nuovo? No. Io mi sa che sto alla Dispoli. Ma io abito là. O designato o non designato può essere che ci capita. Grazie. Le parole dei due allenatori, anzi delle due allenatrici. Possesso Ocasa Falconara, quasi a metà del primo tempo, sempre parità. Elpidio, Balardin, Isa Pereira, Elpidio, facile per Sestari che poi va a lungo a cercare Narcisi che anticipa Carturan. Scontro tra le due che si danno il 5. Qui un po' indecisa la numero 77, la solita velocità di Narcisi che ha cercato il pallonetto, sfera alta sopra la traversa, rimessa dal fondo. Elpidio, Balardin, Elpidio, la vuole Isa Pereira, servita sulla sinistra, ha un po' di spazio, cerca la porta, trova l'opposizione di Cecobelli che poi vince un rimpallo. Tampa avanza, Tampa cerca Cecobelli, ancora Tampa, Elpidio attentissima, chiude in scivolata. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo, 9:55 all'intervallo, regna sovrano lo 0-0. Cecobelli, Praticò, spalla alla porta, Praticò per Narcisi, Murata, Tampa, poi in qualche modo Balardin, confusione, totale confusione, mette ordine Cecobelli,
Narcisi, Tampa, triangolo, cambio di lato preciso per Praticò, bella azione della Roma. Narcisi, controllo destro, che occasione con la traversa della Roma, chance gigantesca per le giallorosse, la più nitida del primo tempo sul destro di Narcisi. A un passo dal quarto gol in campionato, la numero 6, che ci aveva provato pochi istanti fa anche con un pallonetto. Adesso il lancio buono per Colucci, controllo, difesa del pallone, ancora Colucci, salta Ceccobelli, mette in mezzo Sestari e poi Tampa da una parte all'altra. Prima la Roma, adesso il Falconara. 9 minuti esatti all'intervallo, ci si diverte al Palapertini, mancano i gol però finora. Colucci spala alla porta, fermata da Tampa che si prende il fallo laterale. In avanti per Praticò che non può controllare, era messa male la formazione ospite che qui ha rischiato. Domenichetti parla con Elpidio, si lamenta ancora, allarga le braccia l'allenatrice del Falconara, c'è qualcosa che non la soddisfa. Possesso Roma intanto, 8:40 all'intervallo, cambia tanto Seli Gagliardo. Vanelli, Narcisi, ancora per Vanelli, un'autostrada davanti a lei, ha toccato male Narcisi, ringrazia il Falconara che qui si era fatto sorprendere. Adesso rimessa laterale, Isa Pereira va a destra da Lot, tocco di ritorno, Isa Pereira atterrata da Bertè, fallo e giallo, prima ammonizione del match per Bertè. Nessun dubbio sul fallo, ha protestato più che altro per il giallo la 8 di Seli Gagliardo, che ha fermato con le cattive Isa Pereira. Vanelli in barriera, siamo lontani dalla porta di Sestari. Il Pidio infatti gioca corto con Isa Pereira, sempre loro due. Si va a sinistra da Lot, Lot calcia alto sopra la traversa, rimessa dal fondo. Grande equilibrio al Palapertini, parità assoluta nel punteggio, 0-0 nei falli, 1-1. Un giallo poi per la Roma, quello sventolato in faccia a Bertè, che adesso riceve, viene aggredita da Colucci. Bertè in calcio d'angolo, momento di pressione del Falconara che prova ad alzare i giri del motore. A 8:10 dall'intervallo, calcio d'angolo, Elpidio si prende il pallone, pronta la numero 11, in mezzo forte Bertè in fallo laterale. Ancora Elpidio a chiamare lo schema. 22 gol in campionato per la numero 11, che adesso va da Isa Pereira. Sestari allontana, Neroni a cercare un pallone sulla sinistra. Ancora Falconara, buon momento per le campionesse d'Italia. Isa Pereira lungo nel vuoto, pallone tra le braccia di Praticò che era in panchina, rimessa a Roma. Neroni, Tampa, salta Colucci, attenzione a Tampa che ha tanto spazio, Tampa avanza, Tampa calcia, Pereira fa muro. Ancora Tampa, Bertè, Solata, Tampa può puntare, Tampa salta Lot, poi con il mancino colpisce male, nessun problema per Carturan. Non si è ancora accesa del tutto Tampa, giocatrice che può spostare gli equilibri.
Adesso Vanelli recupera e conquista un fallo laterale. Vanelli, Bertè, Tampa, contromovimento di Bertè, tocco di ritorno, poi di nuovo Tampa a puntare Lot, molto attenta l'olandese, rimessa laterale Roma, Bertè, è partita Vanelli, cercata la velocità di Vanelli che calcia debolmente, nessun problema per Carturan. Lot, Isa Pereira, Elpidio, aggredita, rischia, termina a terra, calcio di punizione. Secondo fallo della Roma, a quota 1 il Falconara, sempre 0-0 qui al Palapertini. Elpidio, doppio passo, duello con Neroni, Neroni in calcio d'angolo, ha usato il fisico Elpidio, spallata regolare e calcio d'angolo conquistato. Elpidio in mezzo, Balardin se lo divora così, occasione enorme per la 7, dimenticata dalla difesa giallorossa. Mani in testa sulla panchina del Falconara, perché questa era una grande chance. Balardin ha sprecato, lei che è tornata da poco dopo la parentesi con il tiki-taka, anche lei grande protagonista dello scudetto conquistato lo scorso anno. Bertè, aggredita proprio dalla 7, trova Vanelli, suolata Bertè, la porta sulla destra, va da Neroni, controllo, tocco di ritorno, recupera Isa Pereira che rischia, allora Neroni, frenata, Neroni per Tampa, controllo, pensa al destro, lo prova! Bellissimo! Super gol di Tampa ed è subito Samba, 1-0 Roma al 14esimo del primo tempo. Il lampo della stella più luminosa, si sblocca il match, è avanti la squadra di Gagliardo. 19 in campionato, Eurogol di Tampa. Quando c'è equilibrio ci pensano le stelle, come ha fatto Tampa con un destro magnifico a trafiggere Carturan. Deve inseguire il Falconara che fin qui però ha fatto molto bene. 360 secondi all'intervallo, è cambiato il punteggio, è avanti la Roma. Tampa, un suo lampo a cambiare l'inerzia del match. Ancora Tampa per Vanelli, poi Balardin con qualità, Isa Pereira, Lot, vediamo come reagisce la squadra di Domenichetti. Recupera intanto la Roma, poi Lot, flipper, Sestari senza problemi. Roma che può vantare la miglior difesa del campionato, 29 gol subiti dalla corazzata giallorossa. Da segnalare però un solo clean sheet finora nel derby di ritorno vinto 1-0 contro la Lazio al Pala Cesaroni davanti alle telecamere di Sky. E il Pidio incrocia, Cecco-Belli respinge quasi sulla linea, poi riparte Tampa che si scatena, Tampa per Narcisi, pallone lungo. Dicevamo un solo clean sheet per la Roma, 1-0 nel derby deciso dal gol di Vanelli, gol dell'ex per Gabi Vanelli. Adesso possesso Falconara a 5 minuti dall'intervallo. Lot, Elpidio, sfida Praticò, Elpidio Praticò, duello, velocità, raddoppio, brava Tampa. Ecco la Tampa che scucchiaia, Praticò ha cercato una sorta di pallonetto, era leggermente avanzata Carturan. Altra chance per la Roma, vicina al 2-0. Adesso Isa Pereira, la porta, Lot riceve sulla destra, si accentra l'olandese che potrebbe andare del Pidio, lo fa in questo momento centralmente per Condò. La francese all'indietro, Isa Pereira precisa per Lot che dimentica il pallone, dettaglio non da poco, stop
che non riesce, e allora rimessa Roma con Ceccobelli che riceve sulla sinistra, avanza il capitano, va a destra da Praticò, la chiama Tampa, la riceve, attenzione, 1 contro 1, ondeggia Tampa, destro, alto sopra la traversa con deviazione, calcio d'angolo. Fa sempre paura Tampa quando punta. Ceccobelli a 4:11 dal termine del primo tempo con questo calcio d'angolo. Pallone per Narcisi, allontana il Falconara, Tampa rischia, Lot la brucia, ma ancora Roma con Sestari che guadagna metri. Tampa torna da Sestari, il controllo della numero 1, poi di nuovo Tampa che guadagna metri, rischia, pallone perso, ma arriva il fischio dell'arbitro, fallo di Lot che si prende anche il giallo. Primo giallo per il Falconara, secondo del match, dopo quello a Bertè. E allora parità nei falli, 2-2, parità nei gialli, 1-1. Il punteggio però dice 1-0 Roma. Adesso spray magico per Tampa, che ha preso un brutto colpo sulla caviglia sinistra. Speriamo non sia nulla di grave per colei che sta decidendo questo match con una gemma da lontano. Applaude tutto il palazzetto. Dolorante Tampa che va verso la panchina. Chiede subito informazioni Seli Gagliardo, che non vuole perdere la sua stella più luminosa. Al suo posto Vanelli, Ceccobelli cerca la porta, trova la presa di Carturan che poi fa ripartire Isa Pereira. Pallone rischioso ma efficace per Elpidio che cambia passo, allarga sulla sinistra, tocca Vanelli, rimessa Falconara. Elpidio controlla, ancora Elpidio, rischia, si lotta in mezzo al campo. Fischia il direttore di gara, ha giocato il pallone da terra Vanelli, non si può fare, punizione in diretta per l'Ocasa Falconara, quindi i falli restano sul 2-2 a 3:33 dall'intervallo. Balardin, ricordiamo, punizione di seconda, braccio alzato, quello del direttore di gara che fischia. Balardin con il destro cerca la porta, ha visto una deviazione il direttore di gara, sarà calcio d'angolo, protesta Sestari, protesta Ceccobelli. Qualche dubbio in questo caso. Calcio d'angolo però per il Falconara, che deve inseguire al Palapertini in questa sesta giornata di ritorno. Elpidio chiama lo schema, Elpidio si muove, Isa Pereira, cercata, pallone verso Balardin che non controlla, poteva calciare qui la portoghese, ha cercato uno schema troppo sofisticato. Allora adesso Roma con il lancio, con la chiusura, con Elpidio che va da Isa Pereira, pallone lungo che termina fuori, chiede scusa la numero 11. 194 secondi alla sirena del primo tempo. Vanelli sulla destra, prova a scatenarsi, Vanelli attraversa il campo, Vanelli rischia, fermata, conclusione di Condò. Qui ha rischiato tanto, troppo Vanelli. Brava Condò a recuperare, un po' meno nella conclusione. Ceccobelli, Vanelli, si rinnova il duello con Condò, gran pallone per Narcisi che cerca la puntata, si prende il calcio d'angolo. Ceccobelli lascia passare Vanelli, Bertè con il destro, sbatte su Isa Pereira. Vanelli si accontenta del fallo laterale,
a 2,47 dall'intervallo. Sestari avanza lei con i piedi, la numero 1 che alza il pallone, impossibile per Narcisi. Allora Carturan, Elpidio, 2,30 all'intervallo, è avanti la Roma grazie a Tampa, imposta il Falconara con Isa Pereira, suolata, Elpidio, cambio di passo, chiusura di Vanelli, allora Bertè all'indietro per Ceccobelli, in avanti per Narcisi, di nuovo Ceccobelli, con qualità la Roma, la fa girare, Narcisi rischia, aggredita, va in avanti ma non trova Vanelli. ...131 secondi, 2 palloni in campo, riconsegnato al cronometrista, uno dei due, e allora si gioca con Isa Pereira, con Do Pereira, tocco di ritorno troppo lungo e allora Sestari la blocca. Bertè praticò, aggredita da Balardin, rimessa Falconara. Balardin a 1,52 dall'intervallo. Elpidio chiusa, Bertè riparte, poi Neroni. Vanelli, profondità, praticò, cerca con il tacco, 2 volte Carturan e poi spazza Isa Pereira. Voleva farlo bellissimo la numero 10 che ha cercato la giocata di livello superiore. Carturan 2 volte a dire di no. Adesso recupera il Falconara. Elpidio pronto il raddoppio, Elpidio prova a sgusciare, Vanelli la ferma, a terra Elpidio, riparte Neroni, fermata Balardin in fallo laterale per verificare le condizioni di Elpidio, ancora a terra. Ha cercato il guizzo Elpidio, dolorante, cure mediche per la numero 11. Piccolo riepilogo per noi, mancano 81 secondi al termine del primo tempo, Roma avanti 1-0 sul Falconara col gol di Tampa, 2-2 la situazione dei falli. Si è rialzata Elpidio, anche in questo caso come successo prima con Tampa, applaude tutto il palazzetto, sportività in campo e fuori, un clima stupendo quest'oggi al Pala Pertini in questa domenica di carnevale per il big match della 17ª giornata. La Roma va a restituire il pallone al Falconara, Carturan con le mani a 78 secondi dall'intervallo. Balardin, Isa Pereira, Lot, Isa Pereira, Lot, Balardin centralmente, allarga per Isa Pereira, attenta Praticò, aiutata da Bertè, rimpallo che favorisce Colucci, siamo entrati nell'ultimo minuto. Lot controlla male, aggredita da Neroni, rimessa Ocasa, protesta Neroni, imposta Balardin con l'esterno per Colucci, a terra, recupero palla di Bertè, poi Tampa male per Praticò, rimessa Ocasa a 0,43 dall'intervallo. Isa Pereira, Lot chiusa, rimpallo, rimessa dal fondo, andrà Sestari con le mani, 36 secondi all'intervallo, Bertè
Scucchiaia per Neroni, lettura ottima di Ballardin che concede il male minore, vale a dire il fallo laterale alla squadra avanti nel punteggio. 29 secondi alla fine. Neroni all'indietro, Tampa riceve, Tampa allarga, Bertè punta Lot, Bertè cerca Neroni, trova Colucci, 20 secondi al termine, contrasto di Bertè che si prende il fallo laterale. Tampa allarga sulla sinistra, Neroni va a puntare, frenata e scarico. Tampa 10 secondi alla fine, Tampa vediamo se punta, Tampa con il destro, Colucci in fallo laterale. 6 secondi alla fine del primo tempo. Chiama il time out Seli Gagliardo che prepara una soluzione da palla inattiva. Vediamo cosa si inventa la Roma dopo questo time out. 6 secondi all'intervallo, una rimessa laterale per cercare il raddoppio. Vanelli forte sul secondo palo, deviazione, rimessa laterale, se ne sono andati altri 2 secondi, ne restano 4. Bertè per Tampa, altra deviazione, ancora possesso giallo-rosso, 2 secondi alla volta, si va verso l'intervallo. Bertè, pronta la numero 8, Bertè in mezzo, deviazione, Bertè, nuova deviazione, c'è ancora un secondo. Bertè all'indietro, Tampa, ma soprattutto la sirena. Finisce qui la prima frazione e avanti la Roma 1-0 sul Falconara. Al Palapertini decide una magia di Tampa.
Pochi istanti alla ripresa del gioco. Batterà la Roma. Vediamo già Ceccobelli nel cerchio di centrocampo sul pallone, il capitano giallorosso. Roma avanti 1-0 dopo un primo tempo molto intenso, deciso da una perla di Tampa, la 19ª in questo campionato. Bisogna attendere ancora qualche istante. Controllata la porta di Sestari, adesso tutto ok, fischietto in bocca, si ricomincia. Ceccobelli per Vanelli, Tampa, Bertè controlla male, attenzione, Lot su Olata, Isa Pereira rimedia Bertè all'errore precedente, anche se poi si trascina fuori il pallone. Allora rimessa Falconara, Isa Pereira, Elpidio sulla sinistra, punta, salta Bertè, viene rimontata però da Vanelli. Bertè, altro errore, un po' distratta la numero 8 in questi primi secondi della ripresa. Allora Isa Pereira, di prima Balardin, pallone che diventa buono per Lot, si allarga l'olandese che cerca il secondo palo, trova la chiusura di Ceccobelli, rimessa laterale per il Falconara che, come fatto nel primo tempo, prova a partire forte, questa volta a caccia del pareggio. Balardin in mezzo, Bertè capisce, riparte la 8, un po' isolata, arriva Ceccobelli sul secondo palo, poi Vanelli col mancino alto sopra la traversa, ripartenza Roma e occasione per le giallorosse. Un po' sbilanciato il Falconara, costretto a inseguire. Isa Pereira, Lot, Elpidio vuole chiudere il triangolo, Lot va via, Lot alza il pallone che finisce sopra la traversa. Sestari pronta a rimettere in gioco la sfera, Tampa, Bertè sulla destra, punta Lot, si allunga il pallone, Balardin lo regala a Tampa che rischia, fermata da Elpidio, riparte la numero 11, Elpidio in mezzo a due, termina a terra, si prosegue. Sestari, Bertè, Vanelli, Bertè, la pressione del Falconara altissimo, Vanelli rischia, Bertè in fallo laterale. Resta in attacco la squadra di Domenichetti, prima donna a ricevere la panchina d'oro nel futsal. Prestigioso riconoscimento consegnato il 2 febbraio a Coverciano. Lot, Isa Pereira, finta al destro, va col mancino, Ceccobelli in fallo laterale, resta in avanti la formazione che ha vinto l'ultimo scudetto. Balardin vuole abbattere un corner, sarà rimessa laterale. Balardin indietro, Isa Pereira ancora più indietro per Carturan, lancio calibrato male e allora rimessa dal fondo per la Roma. Sestari con le mani, il portierone della Roma e della nazionale italiana. Ceccobelli per Vanelli, Lot, poi passa Vanelli, Vanelli in estirata, qui un grande riflesso di Carturan che salva il Falconara evitando il 2-0 della Roma sul guizzo di Vanelli. Si è fatta anche male la numero 12, Carturan l'aiuta a rialzarsi, ancora fair play in campo, occasione per Gabi Vanelli, seconda migliore marcatrice per quanto riguarda
la squadra di Seli Gaiardo con 16 gol in campionato. La prima è Tampa, salita a 19 grazie al gol che sta decidendo questo match. Isa Pereira senza paura, Elpidio, tocco di ritorno, testa di Isa Pereira, contatto a centrocampo con Narcisi, tutto regolare per il direttore di gara. Si riprenderà con una rimessa laterale per la Roma. Narcisi allora a impostare dopo il tocco di Vanelli. Narcisi, Tampa aggredita, Tampa rischia, allora Falconara con Balardin, Mancino che sbatte sulla numero 5 brasiliana. Molto aggressivo il Falconara in questo avvio di secondo tempo. Balardin, Isa Pereira con il mancino in corner. Sestari che si è fatta anche male a una mano. Conclusione insidiosa quella della 16 di Domenichetti. Sestari ha messo una pezza concedendo il male minore, vale a dire un calcio d'angolo che verrà battuto da Elpidio. 2:39 sul cronometro del secondo tempo, preme il Falconara. Elpidio per Isa Pereira in estirata, calcia sopra la traversa. Altra occasione per l'Ocasa. Adesso riparte la Roma, solita pressione del Falconara, allora scucchiaia Tampa a terra Lot, contatto con Narcisi, arriva il primo fallo del secondo tempo. Sempre molto attenta Lot, giocatrice ordinata, pulita, utile in fase difensiva. Elpidio si gira in mezzo a due, perde il pallone. Bertè anche lei in mezzo a due, fermata. Buon lavoro di Condò. E allora Isa Pereira per Balardin che punta. Balardin si allunga il pallone, troppo, rimessa dal fondo. Tampa, Bertè, tocco di Balardin, rimessa Roma. Tampa nel frattempo ha invitato Narcisi a scattare, ci prova Tampa da casa sua, Carturan sopra la traversa. I lampi di Tampa che può fare gol in ogni momento, da ogni posizione, con ogni soluzione. Qui ha cercato il pallonetto dolcissimo da centrocampo. Carturan ha recuperato la posizione tra i pali e ha messo in corner. Bertè, Tampa, controllo, prepara il destro, Tampa si allarga, Tampa incrocia, Tampa si prende il fallo laterale. È sempre lei a trascinare la Roma. Tampa batte la rimessa laterale, Bertè di prima, non trova Praticò, possesso Falconara. Balardin, Isa Pereira. Balardin, Pereira, ancora a cercare Balardin con un pallone che non può essere tenuto in campo. Possesso giallorosso, Praticò, Narcisi, Bertè. Se ne sono andati i primi 4 minuti del secondo tempo. Narcisi prova a sprintare, attenta Condò che usa il fisico. Carturan andrà con le mani, lascia a Isa Pereira, da dietro Condò, la transalpina per Elpidio, poi Condò passa in qualche modo, arriva Tampa e alla fine mette in fallo laterale. Era passata la 5 di Giulia Domenichetti, in qualche modo di sfondamento, ma efficace l'azione della francese. Rimessa laterale per l'Ocasa. Balardin fermata in fallo laterale, si resta in quella zona di campo. Quinto del secondo tempo, ci prova il Falconara. Isa Pereira e Elpidio, di nuovo Isa Pereira, cercata ma non trovata. Praticò ha concesso un nuovo fallo laterale. Isa Pereira chiama lo schema numero 3, mette giù il pallone la numero 16.
all'indietro Elpidio, profondità, Ballardin, spalle alla porta, si gira, poi rimpallo, sfortunata qui la 7 del Falconara, rimessa dal fondo, pronta Sestari con le mani mentre continuano a cantare, a farsi sentire i tifosi dell'Ocasa. Tampa per Narcisi che calcia Carturan e poi Isa Pereira. Elpidio chiusa da Bertè che ricomincia da Sestari. Pallone verso Narcisi, rimessa Ocasa Falconara, fuori Praticò, di nuovo sul rettangolo di gioco Gabby Vanelli. Attenzione, regalo, Bertè sulla destra, Bertè calcia! Da posizione defilata, trafigge Carturan, super gol della 8, 2-0 Roma! Sassata terrificante di Bertè, 11° gol in campionato, va sul +2 la squadra di Seli Gagliardo. Di potenza a sorprendere Carturan, 2-0 Roma dopo 5 minuti e 3 secondi del secondo tempo. Profondità, Isa Pereira, reazione immediata, conclusione, Sestari in corner. Ha risposto così la squadra ospite che voleva riaprirla subito con il gol del -1. Si deve accontentare di un calcio d'angolo. Ballardin sul punto di battuta, pallone per Isa Pereira, esce su di lei Bertè. Isa Pereira rischia, alla fine Bertè si prende anche il fallo laterale e poi imposta sul tocco di Ceccobelli. Parata di Sestari, lungo a cercare Vanelli, non esce Carturan, Vanelli male, da ottima posizione, indecisa Carturan, graziata da Vanelli, poi Isa Pereira, manca lo stop, andrà Sestari con le mani. 14:20 alla fine, la Roma da poco si è portata sul 2-0, lampo di Vanelli, tunnel, poi pallone per Ceccobelli! Ceccobelli, c'è gloria anche per il capitano, 1-2 micidiale della Roma che scappa sul 3-0. Due gol in 45 secondi, prima Bertè, poi Ceccobelli, la Roma se ne va 3-0 e adesso si fa durissima per il Falconara che deve fare i conti con la migliore difesa del campionato, quella giallorossa che ha subito appena 29 gol in 16 partite. Neroni, insiste la Roma che sfrutta il momento, Isa Pereira in fallo laterale, ha subito il colpo e come il Falconara. L'onda giallorossa si è abbattuta sulle campionesse d'Italia. Vanelli, Bertè, controllo destro, fuori di poco. Non si placa la fame delle ragazze di Seli Gagliardo che la vogliono chiudere in maniera definitiva. Sotto shock il Falconara, come si vede anche dall'errore di Elpidio, in confusione in questo momento la formazione ospite e allora ne vuole approfittare la Roma. Vanelli in avanti, Bertè, gran tocco di prima, Vanelli cerca la porta, Carturan non blocca, sorpresa dalla traiettoria del pallone, Roma spumeggiante in questa fase. Vanelli, Sestari con calma, Bertè, qualità, Ceccobelli per Vanelli, Vanelli incrocia Carturan, questa volta è straordinaria, grande riflesso, poi ripartenza per il Falconara, 3 contro 2, Ballardin, Elpidio, è tornata la Roma che infatti chiude e riparte con Bertè, giocata della 8, fallo di Elpidio netto e allora
non può non arrivare il giallo. Si lamenta Sestari, dice calma il direttore di gara, arriva adesso il cartellino, il terzo del match, il secondo per quanto riguarda il Falconara. Dopo Lot ammonita Elpidio per la Roma, giallo a Bertè. Roma dominante in questo momento, vicinissima anche al 4-0 con Vanelli. Vanelli, Narcisi, rimpallo, poi Narcisi perde il pallone, ma arriva il fischio del direttore di gara, punizione giallorossa. (12:50) alla fine del match. Roma in questo momento padrona del campo. Tampa, Ceccobelli, Tampa, entrambe a segno. Tampa per l'1-0, Ceccobelli per il tris. Neroni recupera, Neroni fermata, allora Lot, Isa Pereira, male, non riesce a scuotersi l'Ocasa Falconara. Il tempo c'è, ma c'è anche una Roma che in questo momento sta controllando in scioltezza. Adesso recupera il Falconara con Condò, Isa Pereira, Elpidio, Carturan nel vuoto. Ceccobelli, Tampa aggredita, non può darla a Sestari e allora punta e salta Elpidio, salta Condò, allarga verso Narcisi, Narcisi calcia, Carturan in due tempi, blocca la sfera, tanto spazio per Condò, ma Lot dosa male il passaggio. Sestari, Ceccobelli, Narcisi, Neroni. Narcisi in avanti, Lot è in vantaggio, alleggerisce su Carturan che va in avanti, testa di Narcisi, spinta da Isa Pereira, giusto il fischio, il direttore di gara. Terzo fallo del Falconara in questo secondo tempo, a quota 1 la Roma. Sorriso amaro di Isa Pereira, ma c'è stata la scorrettezza della numero 16. Recupera Condò, prova la 5, Isa Pereira, tocco all'indietro, Lot, Condò, prova lo spunto solitario, Ceccobelli la ferma, Ceccobelli si prende il fallo laterale, il capitano della Roma che ha ricevuto la prima chiamata di Francesca Salvatore e domani prenderà parte al primo raduno del 2026, con lei altre 4 giallorosse. Ma seguiamo Tampa aggredita, chiede aiuto a Sestari, Ceccobelli rischia, brutto pallone, Pereira però non forza la giocata, sconsolata la 16. Ancora lei, Elpidio, salta Lucentini, Elpidio con il destro, Sestari in corner. 10:43 alla fine del match. Condò, Isa Pereira sbatte su Bertè che riparte a terra, la numero 8, fallo di Isa Pereira con annesso giallo, il terzo per il Falconara, il quarto dell'incontro. Occhio anche ai falli perché l'Ocasa è a quota 4 e manca una vita. Tampa, Bertè, Tampa. La chiusura di Isa Pereira, malinteso con Elpidio. Alla fine Isa Pereira passa, poi tocca Lucentini. Sarebbe rimessa per il Falconara, ma sarà punizione
per il Falconara, perché è arrivato il fischio del direttore di gara a segnalare una scorrettezza della Roma che sale a quota 2 falli quando siamo vicinissimi all'ultimo quarto di gara. 10:24 alla fine, Elpidio sul pallone, conta il direttore di gara, tocca all'indietro per Isa Pereira, scambio con Elpidio, si va a destra da Lot, Elpidio centralmente, Elpidio finta a disorientare Praticò che poi recupera, allora Lucentini, tocca Lot, rimessa per la Roma, applaude Bertè. Bertè, Tampa, Lucentini controlla male, Isa Pereira recupera, Elpidio sulla destra, conclusione presa in due tempi di Sestari che poi cerca Praticò, pallone troppo alto, se la prende con se stessa Ana Carolina Sestari che chiede scusa alla compagna con il numero 10, ci ripensa ancora Sestari, una perfezionista. Doppietta lo scorso anno nella finale scudetto vinta dal Falconara contro il Pescara, fuori classe assoluta Sestari, migliore portiere del mondo. Vanelli, rimessa laterale, battuta all'indietro, Tampa, Bertè sulla destra, è cresciuta tanto Bertè in questo secondo tempo. Adesso Balardin chiude, Elpidio anticipa Praticò, Elpidio 3 contro 2 possibile, ma c'è Bertè. 9:21 al termine di un match che vede la Roma avanti 3-0 grazie ai gol di Tampa, Bertè e Cecco-Belli. Balardin, Suolata, Elpidio, sempre Sestari, poi attenzione Balardin, accorcia le distanze, la riapre il Falconara che si porta sul -2. E allora ritrovano voce, ritrovano entusiasmo i sostenitori dell'Ocasa Falconara. Manca una vita e il Falconara vuole provarci, ma attenzione a Tampa che mette in mezzo Praticò con un attimo di ritardo, altrimenti si sarebbe trovata a tu per tu con Carturan. Se la cava il Falconara che deve fare attenzione perché ha sì riaperto il match, però non può rischiare così tanto. Isa Pereira, Condò, tocca Tampa, Isa Pereira, Elpidio ha spazio, attenzione Elpidio con il destro, alto di poco, chance importante per il Falconara che qui poteva tornare a contatto sul -1, dormita Roma deve ritrovare la giusta cattiveria agonistica la squadra di Seli Gagliardo che forse pensava di averla già vinta, ma nel futsal mai dire mai fino alla sirena, e allora ci può credere il Falconara. Carturan con le mani, Isa Pereira, Elpidio, Isa Pereira pressata, Pereira frenata, Pereira Suolata, Elpidio, cambio di lato, non arriva Condò e allora respira la Roma, si fa sentire anche Sestari che si lamenta con il direttore di gara, ha qualcosa da dire la numero 1 Vanelli. Bertè, Tampa centralmente, Pereira recupera, Pereira la vuole lasciare a Balardin, capisce Vanelli che riparte, trattenuta, si prosegue perché c'è Praticò, dribbling, conclusione da posizione impossibile, esterno della rete, proteste Roma, volevano il fallo cumulativo, le giallorosse, sarebbe stato il quinto, la pensa diversamente il direttore di gara, ma seguiamo l'azione di Vanelli che punta, Vanelli ancora la 12, murata da Elpidio, ripartenza Falconara con Balardin, fermata poi Isa Pereira per Elpidio, doppio passo, Elpidio in mezzo, Sestari con il piede, Bertè lontano.
Carturan la tiene in campo e poi va da Isa Pereira. Elpidio fermata, Isa Pereira. Condò, tocco di ritorno, Isa Pereira, rimessa per il Falconara. Time out. Le indicazioni dei due allenatori, terminato il time out chiesto da Giulia Domenichetti. Sarà rimessa laterale con Elpidio pronta a battere. Scambio con Isa Pereira, Elpidio in avanti, Balardin fermata da Bertè. Elpidio calcia, deviazione, corner. Non vuole arrendersi lo Casa Falconara. 7:17 da giocare, una vita nel futsal. Isa Pereira finta il tiro, poi vuole tornare da Balardin, colpisce male. Allora la Roma con Bertè. Ceccobelli, Bertè. È partita Vanelli, cercata chiusura di Condò che rischia ma rimedia. Ancora la 5, Isa Pereira. Condò, Isa Pereira aggredita, lancio di Elpidio, Sestari blocca. Bertè, profondità, pallone interessante, Ceccobelli controlla, poi ricomincia da Neroni. Vanelli sulla sinistra, profondità per Bertè che usa il fisico, difende il pallone sulla pressione di Balardin. Occhio ai falli, a quota 4 il Falconara. Ceccobelli, Neroni, Bertè di nuovo per Neroni che non controlla, rimessa laterale per le marchigiane. Torna in campo Lot al posto di Condò. Lot, Elpidio, suolata per Lot che punta Ceccobelli. Grande chiusura del capitano che riparte, allarga verso Neroni. Neroni avanza sulla sinistra, Neroni frenata, chiusura di Balardin. Allora Neroni, Bertè in avanti forse con il braccio Balardin, si prosegue, ancora Balardin. Elpidio, lancio lungo, Neroni liscia il pallone, ma c'è la presa sicura, comoda di Sestari che poi va a lungo a cercare Vanelli, testa di Elpidio che poi tiene in campo il pallone, salta a Bertè, super giocata di Elpidio. Elpidio, ancora la 11, pallone per Lot, Lot in area, calcia, alto di nulla, super chance sulla super giocata di Elpidio che ha sfidato tutta la Roma, poi il mancino di Lot. Ma che giocata della 11! È vivo più che mai il Falconara. Inesauribile Elpidio,
22 gol in campionato, secondo posto nella classifica delle marcatrici, dietro solo a un'aliena come Renatigna. Che stagione per Elpidio, che adesso parla con Lot mentre si verificano le condizioni di Gabi Vanelli a terra sul rettangolo di gioco del Palapertini. Si rialza adesso la 12 a 5:33 dalla fine del match, con la Roma avanti 3-1 nel punteggio. Roma che però ha rischiato di subire il gol che avrebbe riportato il Falconara sul -1. Si può riprendere, servita Tampa, lancio preciso per Bertè, controllo, dribbling, Neroni, di nuovo Bertè che non calcia, ancora Bertè, esagera e perde il pallone. Attenzione, Elpidio, è scoperta la Roma, Elpidio mette verso Colucci, pallone troppo arretrato, scelta non felice questa volta da parte di Elpidio, ha rischiato la Roma, insiste il Falconara, pallone in mezzo, chiude Ceccobelli, si prende il fallo laterale Colucci. 309 secondi alla fine, attacca il Falconara che vuole portare il punteggio sul 2-3. Elpidio prepara il mancino, mette in mezzo Ceccobelli, chiude. Cinque minuti al termine. Stesso punteggio dell'andata, ma manca ancora tanto. Isa Pereira al volo, ha cercato un grande gol. Resta la bella coordinazione della 16. Sarà però rimessa dal fondo per la Roma. Sestari verso Tampa, Vanelli, Tampa ancora a cercare Vanelli, la velocità della 12 che incrocia Carturan con il piede, Isa Pereira con la qualità, Colucci un po' isolata, Colucci si prende il fallo laterale sul tocco di Tampa. 4:40 alla fine, +2 Roma. Lot tocca per Balardin, fermata da Narcisi, ancora rimessa laterale per Locasa. Isa Pereira con il destro, Sestari allontana, soffre la Roma, ci crede il Falconara, con carattere la squadra di Domenichetti. Elpidio si gira, Ceccobelli, poi Vanelli, sguscia via, ripartenza Roma, Vanelli per Ceccobelli, Isa Pereira si immola e mette in fallo laterale. Tampa allarga sulla destra, Vanelli può puntare, duello con Balardin, Vanelli accelera, Balardin tiene. Carturan lungo, Elpidio, controllo non perfetto, la voleva sul petto, si lamenta la 11, pronta con le mani Sestari, altissima la pressione del Falconara, praticò lotta ma il campo è finito, rimessa marchigiana. Portiere di movimento, eccolo il power play di Giulia Domenichetti con Colucci al posto di Carturan. Passano i 4 secondi e allora la Roma batte velocemente. Vanelli colpisce Isa Pereira, protesta la Roma. Vanelli ancora a lamentarsi con il direttore di gara. Che rischio da parte del Falconara. Tampa si allarga, Tampa contro Elpidio, scarico per Neroni, Vanelli, Sestari, ricomincia da dietro la formazione di Gagliardo, Sestari, Tampa di prima, Vanelli, Tampa punta e si allarga sulla destra, Tampa calcia, non arriva neanche Narcisi, rimessa dal fondo. E allora Colucci
questa volta sì per Carturan. Power play Falconara. Elpidio in avanti, tampa di prima, pallone buono per Balardin. Balardin raddoppiata, fermata, Neroni con la porta vuota, Neroni non calcia, Neroni alla fine tiene però il pallone, ricominciando da Bertè. Ora tampa, male, Balardin recupera, un po' di confusione, sono saltati tutti gli schemi, prova a mettere ordine Elpidio e allora Isa Pereira. 180 secondi alla fine, ci prova con il power play il Falconara, sotto di 2 gol sul campo della Roma in questa sesta di ritorno al Palapertini. Isa Pereira, Balardin, Condò, Balardin, Isa Pereira, Balardin di nuovo, a sinistra Condò, Colucci in mezzo, deviazione di Bertè, calcio d'angolo. 159 secondi ci separano dalla sirena, ci prova il Falconara. Condò, Balardin riceve e ricomincia da Isa Pereira. Elpidio sulla destra, di nuovo Isa Pereira, di prima per Balardin. Condò a occhi chiusi verso una compagna che non c'è, allora Sestari velocemente per Bertè, anticipata da Balardin, torna tra i pali Carturan. 143 secondi alla fine, si fa sentire Seli Gagliardo che vuole massima concentrazione per portare a casa un successo fondamentale in ottica secondo posto. Lancio per Praticò, anzi Narcisi che controlla male, rimessa laterale per il Falconara, di nuovo portiere di movimento a 133 secondi dalla fine. Balardin non sa chi darla, alla fine si avvicina Isa Pereira che trova Elpidio. Isa Pereira, 2 minuti al termine, Balardin, Isa Pereira, Elpidio, Condò, Elpidio, Isa Pereira centralmente, Balardin, di nuovo la 16, Elpidio, lentamente il Falconara, passano i secondi, controlla la Roma, Isa Pereira, Elpidio, Condò, giocata, pallone in mezzo, se la cava la Roma, poi Elpidio, Condò, allarga Bertè, recupera, Bertè vuole spazio per calciare, pallone buono per Isa Pereira, Condò, Isa Pereira, supera il centrocampo, 80 secondi alla fine, Elpidio, Colucci, di nuovo Isa Pereira che non controlla, rimessa Roma. 70 secondi alla fine, respira la Roma, torna tra i pali Carturan. Vanelli all'indietro, Sestari invitata a salire, Sestari scucchiaia, Carturan controlla e poi corre verso la panchina, dentro Colucci, ma serve un miracolo al Falconara. 61 secondi, 2 gol da recuperare contro la migliore difesa del campionato. Rimessa laterale per le ragazze di Giulia Domenichetti, siamo entrate nell'ultimo minuto, 57 secondi da giocare al Palapertini. Balardin per Isa Pereira, avanza la 16 che allarga sulla sinistra, Elpidio, non ci credono più i tifosi marchigiani che hanno smesso di cantare. 45 secondi, Elpidio, Condò, Elpidio, Isa Pereira si è allargata sulla destra, mette in mezzo, Vanelli capisce, Vanelli recupera, poi Condò, Isa Pereira, 30 secondi alla fine, Condò, Isa Pereira, non sta funzionando il portiere di movimento, adesso Elpidio, fermata da Vanelli che esulta. 23 secondi alla fine, Condò,
per questo calcio d'angolo con Do, Elpidio, Isa Pereira. 20 secondi alla fine. Colucci sulla destra, Isa Pereira, Elpidio cerca la porta, trova Vanelli, poi Isa Pereira, calcia anche lei sopra la traversa, rimessa dal fondo a 9 secondi dalla fine di un match che premierà la Roma. Sestari con le mani, testa di Isa Pereira, poi Condò non tiene in campo il pallone, rimessa Roma a 3 secondi dalla fine. Si è fatta male Isa Pereira, a terra la 16. Crampi per Isa Pereira che come sempre ha dato tutto, batte Vanelli, riceve Tampa che attende la sirena, finisce qui al Pala Pertini, vince ancora la Roma che batte come all'andata il Falconara, stesso punteggio di un girone fa, 3-1 con i gol di Tampa, Bertè e Cecco Belli, di Ballardin il gol del Falconara. 15° successo in campionato per le giallorosse che salgono a quota 45 e si mantengono a -6 dalla capolista CMB. Saluto in campo, è il momento dei saluti anche per noi. Vi ringraziamo per l'attenzione, un abbraccio e buona serata da Antonio Iozzo.